Sì. Lei lo sa perfettamente che quando parla con me faccio difficoltà a parlare dell'Italia, bisogna parlare del Veneto. Quindi mi permette di tornare un attimo al titolo della trasmissione. Sì. Ora, Abbiamo le banche venete, non è che proprio eccelliamo. sì, ok. Non sarà mica Venexit- colpa del governo anche lì, sono tutti imprenditori venete che le gestivano. allora, Venexit e autonomia. La Banca d'Italia e la Consob. Scusate, beh, sono, Rubavano il colpa ci della sono Consob. con colpe. Allora, in questa stanza sicuramente ci sono parecchi tra i seduti che guardano all'indipendenza del Veneto come un must e come un raggiungimento. Io sono assolutamente tra quelli, ovviamente. Ora, vorrei cercare di spiegare un attimo quali sono le differenze ed il progetto che c'è legato all'autonomia e all'indipendenza. Prima l'avvocato Marrone, giusto? Sì. Giuridicamente era ineccepibile, c'è una Costituzione, la Costituzione recita determinati parametri, la Costituzione è stata fatta nel dopoguerra e proprio perché è stata fatta nel dopoguerra stiamo parlando di tempi completamente diversi, situazioni completamente diverse, proprio situazioni socio-economiche e politiche diverse. Pertanto credo che la Costituzione possa essere assolutamente cambiata perché sono cambiati i tempi. È vero che sono scritti ma non sono vergati come una Bibbia, non è un qualcosa di religioso, dogmatico da lasciare là. Tolto via questo, cerchiamo di capire un attimo la differenza tra autonomia ed indipendenza, perché giustamente sono due cose completamente diverse. Allora, l'autonomia e il referendum per l'autonomia, noi che siamo indipendenza del Veneto, quindi guardiamo all'indipendenza, lo vediamo semplicemente come un percorso. Siamo perfettamente consapevoli che arrivare ad avere l'autonomia come Trento e Bolzano sia un traguardo, proprio perché dobbiamo chiederlo allo Stato, irraggiungibile, perché tecnicamente è impossibile sotto l'aspetto economico per l'Italia concedere una cosa del genere. Allora, che cosa serve tecnicamente il referendum per l'autonomia? Allora, innanzitutto, grazie al referendum per l'autonomia ci sarà per la prima volta legalmente e lecitamente la possibilità da parte del popolo veneto di potersi esprimere dopo il 1866, che è stata l'ultima volta in modo truffaldino, che il popolo veneto ha, tra virgolette, espresso una sua opinione, che ovviamente è stata falsificata dalla storia, lo sa. All'annessione. Esattamente. No? Allora, il popolo veneto avrà l'opportunità quindi di trovare una coesione identitaria che è da una vita che stiamo disperdendo perché l'Italia ce la sta facendo pian piano perdere, questo sia sotto l'aspetto storico, sotto l'aspetto culturale e quant'altro. Avremo l'opportunità di poter vedere i veneti che andranno sicuramente in massa, perché è impossibile pensare che di fronte alla possibilità di vedere un Veneto autonomo i veneti non vadano a livello plebiscitario alle urne dicendo sì, vogliamo l'autonomia. A questo punto ci si troverà di fronte ad un risultato che sicuramente sarà stratosfericamente valido per il sì all'autonomia e ci troveremo di fronte a un governo che dovrà vedere che cosa fare. A questo punto, se, come sarà, il Veneto avrà dimostrato in percentuali, chiamiamole bulgare, la volontà di uscire, di essere autonomi e lo Stato non ci concederà le opportunità richieste, che cosa succederà? Sarà o non sarà la volta buona per vedere un senso di rivalsa da parte di questo popolo che obiettivamente in termini economici, sociali, storici ha delle differenze nette con il resto dell'Italia, così come il resto dell'Italia ce l'ha con noi, con altre parti d'Italia. Allora, a questo punto, di fronte ad una situazione del genere, la rivalsa di questo popolo sarà una rivalsa, tra virgolette, rivoluzionaria o sarà una rivalsa che si fermerà e sarà un cerino spento e basta? Rivoluzionaria, solo rivoluzionaria. Appunto. Allora, a questo punto ci troveremo di fronte all'opportunità di poter andare oltre a quelle che sono le richieste. Oggi, purtroppo, da indipendentista, e lo dico chiaro e tondo, se andiamo al bar del paese e diciamo tu vuoi indipendenza, purtroppo troverai una quota parte di persone che dice sì, andiamo fuori dall'Italia, che non c'è più niente. Ma alla stretta resa dei conti, la maggior parte delle persone che non hanno ancora percepito quali sono le realtà di questa possibilità, fatto salvo, come dicevi giustamente prima tu, tutti i suicidi che ci sono stati, e quello è il vero sangue che sta colando non solo dei veneti, parliamoci chiaro, di tutta l'Italia, ok? Allora, a quel punto ci troveremo di fronte in realtà a qualcuno che ha avuto un ritorno di popolo,
e allora a questo punto vedremo cosa succede.